Cari telespettatori della Tenda TV, ben trovati, ben ritrovati. Siamo qui ancora per parlare di alpini, siamo qui ancora per parlare del grande raduno Triveneto, il Triveneto del centenario. Veniamo da alcuni giorni che definire emozionanti è riduttivo. Noi della Tenda TV vi abbiamo proposto tantissimi momenti in diretta televisiva per un weekend che Vittorio Veneto ricorderà a lungo. Vi stiamo parlando in questo momento dal terrazzo della sezione ANA di Vittorio Veneto, presso la stazione ferroviaria appunto di Vittorio Veneto, e come vedete abbiamo un parterre d'eccezione anche in questa occasione. Siamo qui per tracciare un bilancio di quella che è stata un'esperienza veramente da pelle d'oca. Ho qui davanti a me il presidente della sezione ANA Francesco Introvigne, attorniato poi da Roldano De Biasi, Larry Zago e Maurizio Casetta, sempre della sezione ANA di Vittorio Veneto. Allora, partiamo dal presidente, partiamo da Introvigne. Abbiamo seguito per mesi l'aspettando il raduno Triveneto, poi abbiamo seguito le ultime fasi, le fasi concitate anche che precedevano i 3 giorni del raduno, e poi minuto per minuto venerdì, sabato e domenica. Giornate, momenti che lasceranno il segno. Allora, a qualche giorno di distanza, Presidente, che cosa si sente di dire? Che bilancio si sente di tracciare? Bene, innanzitutto buonasera a tutti i telespettatori. Siamo a riflettere su ciò che è stato, ma sono stato impegnato per tutti i 2 giorni, ecco, che si sono succeduti alla grande adunata del Triveneto, l'adunata del centenario, per rispondere ai mille messaggi e tutti quanti a senso unico, ovvero di congratulazioni, di lodi tessute su questo grande Triveneto per il risultato che abbiamo prodotto e per come ha risposto la città di Vittorio Veneto, per come ha risposto le sezioni ANA del Triveneto, ma non solo, ma quelle d'Italia e alcune anche del mondo. Un evento straordinario, eccezionale, per cui contentissimo di ciò che abbiamo fatto, ripagato ampiamente di tutti gli sforzi profusi, ma voglio dire che insomma ne è valsa la pena. E diceva, sono un po' preoccupato, nei giorni precedenti la tensione si faceva sentire, la macchina organizzativa era molto impegnativa. Adesso la tensione, che cosa ha lasciato spazio? Beh, riprendo la preoccupazione per dire, perché è vero, perché poi è stata oggetto di una considerazione, le mie parole sono state riportate da più fonti. In realtà, come è ben comprensibile, la preoccupazione era tanta davvero, perché un programma così intenso, che aveva tante sfaccettature, aveva anche, come dire, qualche risvolto di preoccupazione seria, perché potevano esserci anche situazioni, come dire, incontrollabili, non volute dall'organizzazione, invece tutto è andato bene. Quindi dalla preoccupazione ho detto che poi siamo passati alle emozioni, l'emozione di vivere 3 giorni intensissimi e poi la soddisfazione. Ecco, passiamo il microfono a Larry Zago. È stato nostro ospite anche nella lunga notte alpina che noi vi abbiamo trasmesso in diretta da Piazza del Popolo. Intanto torniamo proprio a quel momento, il momento della notte alpina, con l'inno di Mameli a mezzanotte, cantato all'unisono, una sola voce, dai cori, suonato dalle fanfare, cantato dalla gente comune. Quali emozioni tornano alla mente? Ma buonasera a tutti, l'emozione sono ancora gli occhi lucidi della gente a vedere questa marea di persone che invadeva la Piazza del Popolo e il Viale della Vittoria e su fino a Via Cavour, i controviali, una marea di gente che cantava l'inno di Mameli in piazza con le fanfare, un'emozione unica. Per quanto riguarda la logistica, sappiamo che tu eri l'uomo deputato a che tutto si incastrasse nel migliore dei modi. Com'è andata col senno di poi? È andato tutto liscio? Avete dovuto risolvere alcuni problemi dell'ultima ora? Col senno di poi è andato tutto quanto molto bene, oltre le nostre aspettative,
quello che avevamo programmato si è rilevato efficiente, grazie anche al comando della polizia locale, alla questura, alla polizia, ai vigili del fuoco, agli addetti della protezione civile. Tutto si è svolto nel migliore dei modi, in totale sicurezza. L'afflusso delle persone è risultato regolare. Il nostro cruccio era sempre la rotonda dell'emisfero e l'uscita autostradale, che potevano creare degli ingorghi. Anche questi non si sono creati, anzi la rotonda dell'autostrada è stata aperta anche prima del previsto. Un mio amico mi ha riferito che la zona industriale, vedere tutti questi autobus in fila indiana parcheggiati, è un colpo d'occhio anche quello. Sarebbe bello avere una fotografia. Ha detto è stata una cosa strabiliante. Passiamo il microfono a Maurizio Casetta. Tanti sono stati anche i momenti, l'abbiamo detto più volte, emozionanti, ma legati alla memoria, legati al ricordo. Nella giornata di venerdì ci sono state le fiaccole, c'è stato l'arrivo della fiaccolata, poi c'è stato un toccante musical in Piazza Minucci, che tra l'altro proporremo sulle nostre frequenze nei prossimi giorni, e poi tanti altri momenti anche appunto di tipo culturale che hanno impreziosito questa 3 giorni alpina. Come sono andati questi eventi? Buonasera a tutti anche da parte mia. Gli eventi, tra le altre cose, uno è ancora in corso perché la mostra della storia da scoprire è aperta fino al 1° di luglio a Palazzo Todesco, per cui chi volesse andare a vederla è lì a disposizione ogni sabato e domenica. Gli eventi dei 3 giorni della Dunata sono stati emozionantissimi. Devo dire che quando sono arrivate le fiaccole in piazza, dopo aver percorso circa 50 chilometri in tutte le fiaccole, partendo da Miane, arrivando in centro a Vittorio Veneto, partendo da Cordignano per far tutta la parte bassa, quindi Colleumberto, San Giacomo, Cozzuolo, e invece da Cappella Maggiore per fare la pedemontana dalla parte est, vederle arrivare in piazza all'unisono e accendere la fiaccola del Presidente con il tricolore, che poi è andato ad accendere la fiamma del ricordo, c'è scappata qualche lacrima. C'è scappata qualche lacrima. Poi la sera con il musical di Anna Matta di Guerra, io avevo visto le prove il giovedì, quindi ormai sapevo già com'era la trama e com'era un po' tutta quanta la situazione, però credo che per chi l'avesse vista per la prima volta, dovrebbe essere stato, credo, una grande emozione, una storia vera che tra le altre cose ci hanno già chiesto di replicarla e noi saremmo ben contenti di farla. Poi, è stato molto coinvolgente anche quel momento, certo, lì, vero? Sì, assolutamente sì. Poi l'altro evento toccante sono stati i cori sabato sera. 16 cori in 5 chiese della città. Chiese mi hanno detto, perché purtroppo io non ho potuto assistere a neanche uno di quei concerti, ma comunque mi hanno detto chiese completamente piene e gente che faceva fatica a entrare, per cui voglio dire un grande evento. E poi vedere i cori per la prima volta, dico perché ho fatto tantissime adunate, ma per la prima volta tutti i cori, tutti messi come da disposizioni, messi sulla scalinata del municipio, è arrivata la fanfara Cadore che si è fatta spazio tra la folla. Esatto, e sentire da tutti quanti, dai cori ma da tutta la piazza, il canto degli italiani cantato ovviamente ad una voce all'unisono, accompagnati dalla fanfara, è stato un altro momento molto molto toccante. Sì, quel momento lì Vittorio se lo ricorderà a lungo. Facciamo arrivare il microfono a Roldano. Stiamo così ripercorrendo i momenti principali. Sono stati tantissimi. Non possiamo stare qui delle ore a ripercorrerli tutti, ma con le nostre immagini, con le immagini della Tenda TV, cerchiamo in questi giorni di riproporvi le emozioni più importanti. Un altro momento toccante e significativo è stato nella giornata di sabato pomeriggio, con
il momento del conferimento della cittadinanza onoraria. Roldano era lo speaker ufficiale che ha permesso l'afflusso in piazza e l'arrivo in piazza del gonfalone della città di Vittorio Veneto, del labaro nazionale dell'ANA. Anche in quel momento lì c'è stata tanta emozione, c'era un silenzio quasi religioso per un momento importante, giusto? Buonasera anche da parte mia. Sicuramente tutto si è svolto sotto una grandissima emotività. Lacrime sincere di partecipazione anche in quel momento là. La piazza, che a noi sembrava vuota e assolata, e infatti eravamo un po' perplessi sulla tempistica, alle ore 15, 35 gradi all'ombra, chissà cosa accadrà. La gente ha trovato comunque la forza di resistere alla calura e si è accomodata sotto la loggia, che ci ha gratificati con una bella un po' d'ombra, e dalla loggia, attraverso il maxi schermo, abbiamo potuto seguire la cerimonia del conferimento della cittadinanza. Questa iniziativa di conferire cittadinanza è stata un pensiero scaturito tra di noi, perché ritenevamo che fosse un atto più che dovuto, e il fatto che si sia concretizzato in un gesto così simbolicamente nobile ed elegante, riproposto in quella piazza dove, come l'abbiamo ripetuto tante volte, gli arditi sono entrati vittoriosi nella città. A noi è sembrato di rivivere esattamente quel momento là. Quando abbiamo visto arrivare le nostre salmerie, che hanno accompagnato gli ultimi metri della lampada votiva, che ha voluto anch'essa essere partecipe all'evento, ci è sembrato, ripeto, di essere qua il 30 ottobre 1918. L'avevamo pensata e abbiamo fatto di tutto perché fosse così. Veramente una cosa oltre ogni aspettativa. E soprattutto mi permetto di dire che questo momento istituzionale, ufficiale, è stato impreziosito da una sorpresa, perché possiamo anche svelare un po' anche ai nostri telespettatori, a una settimana, possiamo dire, dal raduno Triveneto, gli alpini ci hanno chiesto di dare loro un supporto anche tecnico per realizzare il collegamento con le truppe in Libano. Anche lì con le parole si fa fatica a descrivere veramente l'emozione di quel momento, vero Roldano? Una cosa singolare, la presenza delle forze armate in questa cerimonia era doverosa, e il comandante le poteva rappresentare da solo. Però il fatto di avere degli amici, perché loro sono veramente degli amici della sezione, il comandante della brigata Giulia e il comandante del 7° reggimento, in missione laggiù, quando loro hanno condiviso con noi le fasi iniziali, progettuali, cosa facciamo, cosa è bene fare, e poi la loro partenza per il Libano ci ha lasciati un po' così spiazzati. Allora l'idea di chiedere un colloquio con loro e di riuscire ad attrezzarlo, perché con il vostro aiuto l'abbiamo potuto anche diffondere al pubblico, quella è stata veramente una cosa inaspettata che ci ha gratificato tantissimo, noi e anche i familiari del comandante, la moglie e i figli, ma tutti assieme, per farli partecipi di questa realtà, del fatto che la cosa che con loro avevamo organizzato si stava realizzando. Su questo chiedo una battuta anche a Introvigne, che so che ci teneva particolarmente a quel collegamento, vero Presidente? Sì, ho insistito parecchio perché sapevo che sarebbe stata un'emozione unica, sapevo che facevamo molto piacere anche ai fratelli alpini, li chiamo fratelli alpini in missione di pace in una terra, diciamo, martoriata, quindi era come dire, come ha detto poc'anzi Roldano, insomma, un qualcosa che coronava anche gli sforzi profusi e l'aiuto che ci è stato dato in fase organizzativa, e poi sentirci insieme
insieme, pur a migliaia di chilometri, ma uniti nello stesso spirito, è stato davvero gratificante ed emozionante. Poi il fatto che la moglie e il figlio del colonnello Antonio Rivella abbiamo potuto vedersi e parlarsi, e voi capite che insomma non è cosa da poco. E questa emozione ha oltrepassato anche lo schermo, tanti telespettatori ci hanno così fatto pervenire il loro stupore anche nel vedere che in un raduno triveneto degli alpini, in cui magari uno mette al primo posto, pensa di mettere al primo posto la goliardia, il fatto che si faccia festa eccetera, così abbiamo permesso anche ai nostri telespettatori di vivere un momento così intenso che ci ha fatto percepire anche la lontananza, che però è stata così ridotta grazie ai mezzi tecnologici, con chi opera ovviamente portando la bandiera tricolore anche a tanti e tanti chilometri da qui. Ma certo, ma io vorrei anche appunto sottolineare che tutto il percorso che abbiamo compiuto nei 18 mesi di preparazione è stato, come dire, costellato da eventi che non avevano solo il senso di fare e di creare i presupposti di una festa o di una goliardia. Basta vedere qua davanti a me sul tavolo, ci sono alcune delle targhe dei momenti significativi che abbiamo vissuto, e questi sono stati momenti di cultura, di commemorazione, anche di rappresentazione scenica, storica. Sono stati momenti in cui l'arte e la cultura hanno avuto la prevalenza, quindi credo che siamo riusciti a proporre davvero un programma intenso dagli alti contenuti che del resto ci sono stati da tutti unanimemente riconosciuti, non ultimo dal presidente nazionale dell'ANA, ma da tutti i fronti, voglio dire. L'amministrazione comunale stessa della città di Vittorio Veneto, insomma, ha avuto indirizzi di plauso verso noi, verso ciò che siamo riusciti a proporre, ma credo che anche il fatto stesso di essere riusciti a smuovere la cittadinanza tutta di Vittorio Veneto, che sia scesa in piazza, che abbia condiviso con noi sia i momenti precedenti, il percorso che abbiamo fatto, ma anche la sfilata, voglio dire 3.000 metri quasi, insomma, di strade e di viali, con il pubblico assiepato sui lati che applaudiva, non è cosa da poco, ripeto. E poi anche il passaggio davanti al Sacrario delle Bandiere, a rendere onori a quel luogo che è simbolo di tutta la nostra storia, davanti al labaro dei Cavalieri di Vittorio Veneto, ma vorrei dire 1000 altre fatti ancora, ecco. Quindi la sfilata è stato l'atto ultimo conclusivo che ha portato qua quelle tante migliaia di alpini che sono venuti, ma ripeto, è stata una cosa straordinaria. Introvigne ci ha introdotto appunto all'atto conclusivo, la sfilata, la grande sfilata di domenica. Anche in questo caso noi ci aspettavamo sì tanta gente, però le attese sono state veramente superate. Io vorrei fare un giro, magari partiamo da Larry per poi sentire un po' tutte le voci. Quali emozioni avete provato sfilando domenica a Vittorio Veneto? Allora, diciamo che io la mattinata l'ho passata all'interno del comando della polizia locale, quindi non mi rendevo conto, tranne che per televisione, sugli schermi della polizia, cosa succedeva fuori. Naturalmente lì si guardavano e si vedevano i punti, diciamo, principali, cardine della sfilata per garantire la sicurezza. Però poi verso le 11, quando sono uscito al comando e ho cominciato a incamminarmi verso l'ammassamento, scendere per via Galilei, ho cominciato a dire: però c'è tanta gente qua, non me l'aspettavo. E quindi sono sceso fino all'ammassamento, e in via Diaz, dove era ammassata la sezione di Vittorio Veneto, erano già anche in piazza Meschio, e quindi ho detto già la sezione di Vittorio Veneto aveva una partecipazione al di fuori di qualsiasi altra adunata, al di fuori di qualsiasi misura. Siete stati contenti, soddisfatti della risposta della sezione? La sezione di Vittorio Veneto con i suoi alpini ha risposto alla grande, il doppio delle presenze delle normali adunate. E poi la grande emozione è stata fare la svolta da Via Da Vinci in Viale della Vittoria, e là
con Maurizio dicevamo Maurizio tieni te la lacrima perché se scappa a me poi siamo rovinati, insomma. Sentiamo Maurizio cosa ci dice in proposito. Sì, diciamo che mi ha prestato anche un fazzolettino perché ho detto io non ce l'ho, per cui prestamelo te. E mi ha prestato un pacchettino di fazzolettini ma io di vedo carta. che anche già adesso sì, ricordare queste cose suscita sempre assolutamente molta emozione. Poi è giusto quello che ha detto Larry, poi quando siamo usciti da via Leonardo da Vinci per entrare in via della Vittoria e vedere i 100 palloncini, i 100 bambini con le nostre signore che gli hanno dato una mano per accompagnarli poi fino sotto la tribuna d'onore, quella è stata un'emozione unica, anche perché è stata ci siamo fatti una sorpresa alla fine, perché sì. fino alla settimana prima pochi giorni prima non riuscivamo a mettere in piedi questa cosa che volevamo assolutamente fare. Poi siamo partiti alla grande e via, e come il solito vabbè. È stato un tocco, ci siamo riusciti. È stato un tocco che ha caratterizzato. Lei ha detto una cosa giusta, per gli alpini non esiste l'impossibile, l'impossibile per l'abbiamo gli alpini. fatta. Però quello lì è stato un tocco che ha veramente caratterizzato positivamente la sfilata di domenica. Assolutamente, commosso tutti, e credo che io non ho potuto vederlo perché appunto noi eravamo davanti, ma credo abbia commosso sentirlo l'altra sera per la registrazione che ho visto, ha commosso anche un po' anche Stefani, e quindi quando diciamo commuoviamo anche Stefani vuol dire tanto, vuol dire mentre tutto. passiamo il microfono a Roldano, ovviamente un plauso va anche allo speaker Nicola Stefani, che lo conosciamo perché è protagonista delle adunate nazionali, di tutti i raduni eccetera eccetera, però veramente il trasporto, il coinvolgimento che ha creato anche nella popolazione. Chi magari non segue gli alpini, a me hanno fermato lunedì mattina e mi hanno detto ma chi era quello che parlava, che ci ha fatto rimanere incollati davanti alla televisione. Quindi questo ovviamente un plauso anche a lui, tra l'altro possiamo dirlo, è dalle nostre parti, quindi insomma gioca anche in casa. Roldano, anche a te le emozioni, allora tutti quanti voi siete abituati, ne avete fatte tante di adunate, di sfilate eccetera eccetera, però le emozioni di giocare in casa? Bisogna provare per capire. Tanti, mentre salivo inquadrato assieme agli amici qua, e qui mi guardavo attorno e vedevo gente, tanti ospiti, ma c'erano tantissimi vittoriesi, e questa è stata la prima cosa piacevole, perché noi siamo un po' riottosi, e un po' criticoni, un po' musoni. Quindi vedere tanti vittoriesi, vedere anche nel gruppo, nello sfilamento, degli alpini che io sapevo fossero alpini, ma non l'avevano mai manifestato, l'avevano sempre tenuto per sé questa loro appartenenza, e rotto l'indugio si sono messi anche loro a sfilare. E poi, incontrandoli e colloquiando con loro, ho capito che anche loro finalmente avevano percepito l'essenza di questo ritrovo. Il fatto di sfilare non è una passerella perché gli altri ti guardino e ti battano le mani e ti dicano sei bello, sei bravo. Dicono bravi, gridano Vittorio Veneto, manifestano un piacere nella rappresentanza che noi diamo, che ti prende veramente, e camminare tra battiti di mani ininterrotti, ripeto, non è un piacere personale per l'ambizione di essere applaudito, assolutamente no, ma è il piacere di avere un cappello in testa e la gente riconosce in noi, non in noi, una figura che ha bisogno di essere riconosciuta e di essere applaudita. Ecco. Tutto il viale io non l'ho fatto perché poi mi sono fermato anch'io per motivi di protocolli allo passaggio della stecca. Non ho visto la parte alta di Serravalle, ma ho chiesto agli amici se l'affluenza, la presenza dei cittadini fosse costante, e così è stato. Quando noi andiamo a sfilare per le città, ci sono dei momenti in cui veramente c'è un po' di buchi, miseria, miseria, silenzio, così. Qua
non c'è stato un metro dove non ci fosse un segno di gioia, un applauso, veramente. 2 chilometri, quando il buon Larry ha tirato fuori il cappello questo percorso, perché noi eravamo ancora vincolati allo stretto di Sassari, dice andiamo su di qua, poi andiamo avanti, fermete, no è troppo lunga, andiamo avanti, al bar alpino andiamo avanti, no torno in Indrio, andiamo avanti, abbiamo fatto il giro del Foro Boario, abbiamo capito che più era lunga e più piacere abbiamo condiviso con i partecipanti. Arriviamo a Introvigne che, a cui chiedo sia come è stato sfilare e sia la commozione nel momento del suo discorso nel passaggio della stecca, perché non è riuscito, cioè, allora voi l'avete visto più volte, insomma, anche la statura, insomma, del presidente della sezione non è cosa da poco, però abbiamo visto questo momento in cui Beh, innanzitutto devo premettere questo, riconoscerlo anche perché lo si vede dalle immagini televisive. Io ho avuto l'ultimo periodo qua in cui ho sofferto parecchio perché ho un problema a un ginocchio, quindi non vale la pena nascondere nulla. E ho resistito anche con l'aiuto dei medicinali, gli antinfiammatori, perché mi sentivo di non mancare, non perché non potessi essere sostituito, perché chi mi sta qua intorno questa sera rappresenta degnamente, ma non solo loro, anche qualche altro, proprio la sezione in senso compiuto. Però insomma per me era un onore grande poterci essere e ho fatto di tutto per farlo, anche se appunto a un certo punto ho dovuto lasciare il testimone, ovvero al vicario che è Larry, accompagnare e scortare il vessillo per la parte finale, anch'io per questioni protocollari. Beh insomma dovevo esserci, ci sono stato, ho avuto alcuni momenti chiaramente anch'io, insomma non voluti ma che sono proprio per questo genuini, spontanei di emozione. Uno di quelli è stato proprio alla fine il passaggio della stecca. Tra l'altro va precisato una cosa, che ritualmente non è previsto che il presidente di sezione, i due presidenti anzi parlino, nel senso che i raduni vengono chiusi con lo scambio, il passaggio della stecca, ma con i saluti dei due sindaci, quello che lascia e quello che riceve il testimone. E così anche qui è stato, però io ho chiesto e mi sono sentito di dire 2 parole solo al collega presidente Ennio della sezione carnica che ha sede a Tolmezzo, perché dovevo dire in poche parole quello che è stata l'emozione nostra, ma quello che rappresentava anche quella stecca, che è stata pensata a lungo, è stata voluta e che ha dietro tutto un percorso culturale, storico, rievocativo, ovvero la riproduzione e l'interpretazione della Vittoria Alata, che è il simbolo della città di Vittorio Veneto, quindi che poi è la fiaccola, se voi ben vedete e riconoscete, è stata la fiaccola di cui ha parlato prima Maurizio, anche quel momento ha suscitato appunto emozioni, e dovevo anche proprio dire che noi finivamo questo grande evento e con l'emozione nostra passavamo il testimone a Tolmezzo, alla sezione carnica, dicendo appunto che quel tricolore che è disegnato su quelle ali, con l'impegno che so anche loro dedicheranno alla preparazione di questo evento, ecco, quel tricolore e quelle ali lo avrebbe portato lontano. Questa è stata la mia conclusione. Questa è stata la conclusione. Noi adesso andiamo a ripercorrere in 2 minuti 3 giorni di raduno. Ovviamente abbiamo fatto una selezione con alcune immagini più significative e andiamo subito a vederle insieme. La forza ed il coraggio della dorsata gioventù, sono dell'Alpe bei cadenti, della robusta giovinezza, dai loro bagni e forti perti, spira un'indomita fierezza, oh valore alpino.
E rieccoci qui, siamo tornati per questa puntata conclusiva dedicata al raduno Triveneto degli Alpini. Abbiamo cercato di riassumere le 3 giornate del raduno in questa clip con alcune delle immagini più significative. Siamo sempre qui nel terrazzo della sezione ANA di Vittorio Veneto. Ci ha raggiunto anche Fulvio Fioretti, responsabile della comunicazione sia della sezione di Vittorio Veneto sia del raduno Triveneto. Allora, abbiamo archiviato questo raduno, come è andata dal punto di vista della comunicazione? Buonasera intanto, direi molto bene. Sotto questo profilo siamo stati seguiti da diverse testate giornalistiche, da diverse televisioni. Credo che anche i vostri spettatori abbiano avuto modo di vedere la lunga diretta sulla Tenda TV, su Telechiara e così. E devo dire che anche i quotidiani ci hanno riservato uno spazio abbastanza paginoni dedicati, paginate dedicate a questo raduno. Significa che era sentito non solo da noi, che che stavamo organizzando, o meglio dal braccio forte della sezione certo. che sono tutti qua, e quindi anche... Salutiamo anche Andrea Pagotto, che doveva esserci ma sta lavorando purtroppo. E quindi anche a Treviso, a Venezia, così hanno deciso che questo raduno s'aveva da fare e da seguire. Ecco, io tutti i mezzi. Do questo dato, l'abbiamo seguito anche sui social, abbiamo avuto su Facebook una marea di visualizzazioni delle foto, dei vari momenti, anche delle informazioni tecniche che sono state date attraverso la pagina del raduno, ma anche attraverso la pagina della Tenda TV. Così come abbiamo avuto anche, ci sono arrivati in queste ore i dati di ascolto, ad esempio della nostra diretta che abbiamo trasmesso anche su Telechiara. Tra la diretta e la replica ci sono state oltre 250.000 contatti nella diretta del raduno. Forse non la sapevi, Fulvio, questa non la sapevi. Numeri veramente inimmaginabili, quindi tantissime persone si sono collegate con noi, hanno seguito le nostre immagini da Vittorio Veneto. Prima di fare un giro finale, lo faccio ancora perché è doveroso, un ringraziamento a tutti i tecnici della Tenda TV che hanno reso possibile la realizzazione delle dirette televisive, dei servizi che vi abbiamo trasmesso. Sapete, i nostri mezzi sono quelli che sono, e quindi per cercare di darvi un prodotto realizzato nel migliore dei modi, ovviamente la fatica si è fatta sentire. Quindi un grazie a tutta la squadra tecnica che ha reso possibile tutte queste immagini e tutte queste trasmissioni, dall'aspettando il raduno fino ai 3 giorni che possiamo dire sono stati molto intensi sotto tutti i punti di vista. Abbiamo dormito pochissime ore tra venerdì e domenica, c'era un po' di stanchezza alla fine, giusto? Sì, c'era un po' di stanchezza, però voglio dire, la gioia anche di aver dato uno spettacolo così alla città ha un po' fatto lenire questo sforzo e questo impegno che è stato profuso proprio al 100% da parte di tutta la sezione. Vorrei però ricordarti una cosa, non so se era stato citato, che c'è stata anche la presentazione di un libro piuttosto interessante il venerdì, quello di sui Laura, muli e gli animali, di Laura certo. Simeoni, sugli eroi animali che hanno partecipato alla Grande Guerra. E anche questo sta avendo successo, sia stato anche questo un momento piuttosto forte, e anche il libro sta andando bene. Molto bene, molto bene. Grazie Fulvio, passiamo il microfono a Maurizio e poi veniamo da questa parte. Il grazie ai nostri telespettatori, ma più in generale ai cittadini vittoriesi. Beh, allora il grazie senz'altro ai cittadini che hanno voluto condividere con noi questo grande momento, questo grande evento che credo finora, a memoria d'uomo, sia il più grande che è avvenuto a Vittorio Veneto. Nella nostra città. Nella nostra città, assolutamente sì. Un grazie a tutti i nostri gruppi e a tutti i nostri alpini che hanno permesso, oltre che fare questo evento, di fare appunto tutti i 18 eventi che citava prima il Presidente di Aspettando la Dunata, perché se noi abbiamo potuto fare
quello che abbiamo fatto ovviamente è merito anche dei lavoro nostri corale. gruppi, è stato chiaramente un lavoro di equipe, questo funziona sempre. Grazie, funziona nelle migliori aziende e funziona anche qui. Una cosa solo volevo ringraziare anche Tenda TV che ci ha onorato della sua presenza, non solamente questi 3 giorni, ma ci sta seguendo da un anno, da settembre sicuramente dello scorso anno, appunto con gli eventi di Aspettando la Donata. Grazie. Grazie Maurizio. Larry. Io faccio 3 ringraziamenti. In primis ringrazio la mia famiglia per il tempo che ho sottratto a loro e che è stato tanto, notti di riunioni e quindi tanto tempo. Quindi ringrazio la mia famiglia, mia moglie e i miei figli. Ringrazio il Presidente, perché lui ringrazia sempre noi, ma noi dobbiamo ringraziare anche lui. Perché logicamente... E che Presidente? Il Presidente ci ha condotto in questo anno e mezzo sempre motivati, eravamo sempre motivati, duro quando serviva, tenero quando lo riteneva opportuno, ci ha condotto in questo bellissimo percorso che ci ha dato grandi soddisfazioni. Il terzo ringraziamento lo faccio ai cittadini di Vittorio Veneto, che tutti quanti dicono che sono un po' musoni, che sono un po' sulle sue e non si espongono mai alla finestra. Invece questa volta abbiamo visto che quando vogliono hanno steso il tricolore, sono venuti in piazza, hanno partecipato, e quindi con questo possiamo dire che a Vittorio Veneto si può veramente fare qualcosa e si possono fare anche eventi di una certa portata. Si sono resi protagonisti in prima persona. Protagonisti. Passiamo il microfono a Roldano. È stato un raduno dei grandi numeri. Come grande è stata la partecipazione, il nostro ringraziamento. Mi unisco a quello dei collaboratori per ringraziare la città, che si è dimostrata veramente una città alpina. È stato un raduno dei grandi numeri e un grande esempio ancora il grande tricolore che svetta sul Colle di Sant'Augusta. Fino a quando lo decideremo, quando si vede, chi arriva saprà che la città è una città che accoglie con un simbolo significativo. Grazie a voi. Grazie Roldano. Allora io passo il microfono al Presidente, però chiedo intanto a Roldano, non so se avete fatto caso voi telespettatori, si è materializzata una bottiglia qui davanti. Allora, facendo attenzione che per caso il tappo non parta prima del previsto, io chiedo al Presidente, anche a lui, il suo discorso così conclusivo. Siamo realmente alla fine, ci siamo... devo dire che è stato bravo perché ha sopportato anche le mie interviste a margine di tutti gli eventi, insomma io lo stressavo sempre, quindi è stato veramente clemente con noi. Poi nella giornata di domenica invece è stato più contento perché è stato intervistato da Maria Vittoria Bagarella, che è stata la giornalista di Telechiara che ha collaborato con noi per la realizzazione, quindi è vero che era più contento di essere intervistato da Maria Vittoria rispetto a me. Concorda? Concordo, ma comunque no, io ringrazio tutti voi, ringrazio tutti i media, sono stati citati in senso lato perché hanno fatto un servizio prezioso, puntuale, che ha portato nelle case di tantissime migliaia di alpini che non potevano essere con noi, ma anche di cittadini in senso lato. Ecco il messaggio nostro, che è stato un messaggio di storia, di rievocazione, di pace, celebrando appunto i nostri eroi. Questo è il significato dell'evento. E parlando appunto, ecco, come dire, per concludere, guardando la bottiglia che potrebbe anche portare a uno scoppio, ne approfitto per citare anche e ringraziare il pensiero che ha avuto il nostro prefetto, Sua Eccellenza Laura Lega, che voglio dire ha avuto modo di esprimere il suo compiacimento per come le cose sono andate assolutamente bene, dicendo che degli alpini ci si può fidare. Ecco, questo è il messaggio che io mi sento di poter dire da Presidente di questa sezione. Degli alpini indubbiamente ci si può fidare, quello che promettono mantengono, ma ringrazio appunto tutti quelli della mia sezione, in modo particolare, lasciatemelo ancora una volta dire, il gruppo, lo staff che mi è stato intorno, che ha, come dire, consentito di lavorare alla grande e di produrre quel grande risultato che siamo riusciti a portare appunto in città, a Vittorio Veneto, nell'anno del centenario. Grazie a tutti. È stato un grande risultato, noi vogliamo suggellare questo momento con questa bottiglia che tra possiamo attenti allo scoppio, bene, viva. E viva. Ovviamente Perché? Questo evviva simbolico viene fatto insieme a tutti i nostri telespettatori.
insieme a tutti i cittadini di Vittorio Veneto che hanno partecipato a questo grande appuntamento. Ed è l'unico scopo che abbiamo sentito in 3 giorni esatto. a Vittorio Veneto. Esatto. E questo è un gran bel risultato, esatto, permettetelo. Esatto. Grazie a tutti gli ospiti di questa trasmissione un po' particolare che abbiamo voluto realizzare dal terrazzo della sezione ANA di Vittorio Veneto. È davvero tutto, noi però non ci stufiamo, quindi continueremo anche nei prossimi mesi a seguire tutte le iniziative degli alpini, perché insomma si è creato questo bel rapporto che vogliamo. Sì, tra l'altro questi già domenica hanno la donata sezionale, ma noi non la seguiremo perché insomma andiamo in ferie. Grazie a tutti i nostri telespettatori che ci hanno seguito veramente in tantissimi in questi giorni, e appuntamento ovviamente alle prossime trasmissioni della Tenda TV dedicate agli alpini, e ovviamente viva l'Italia, viva gli alpini! Viva, Ciao! Viva.